Le novità, le notizie sui partecipanti, i laboratori del 74esimo Mandorlo in Fiore che partirà il prossimo 1 marzo sono stati illustrati stamani nel corso di un incontro con la stampa dal direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, dottor Giuseppe Parello, che ha anche presentato lo staff che lo ha collaborato durante l'anno per la buona riuscita della Kermesse. Parello ha sottolineato come sia importante che la manifestazione ritorni ad essere una festa popolare con la voglia e l'entusiasmo di raccontare non solo il patrimonio agrigentino e non. Alto il livello dei patrimoni culturali e delle comunità presenti in questa edizione, tra quello il tanto atteso il gruppo del Messico, per la prima volta in Italia dei Voladores. Stiamo partendo bene, diciamo, il coinvolgimento è massiccio, diciamo, a livello di partecipazione, ma soprattutto quello che ci conforta è il proporsi di tante iniziative, di tante associazioni, di tante eh, belle intelligenze volitive e decise, cioè con un bagaglio culturale molto strutturato che vogliono contribuire e dire la loro in un progetto condiviso che è quello di rendere popolare come lo era un tempo questa festa, quindi con grande partecipazione, con modelli anche di coinvolgimento sia locale sia internazionale, tutti nuovi, tutti da sperimentare, ma che pensiamo partano come sono sempre partiti, diciamo, dal cuore della comunità. Diceva lei recuperare entusiasmo, ce n'è poco entusiasmo? No, voglio dire, se un po' credo negli anni sopito, i giovani non sono stati molto coinvolti, la sfida è anche questa, cioè quella di fare reinnamorare anche i ragazzi investendo anche direttamente in proprio in una manifestazione che ha, ripeto, un cuore popolare e che vuole riprenderselo.